Lo Amen, le componenti della seconda commissione, avete incontrato Girgenti Acque, ecco, quali sono state le novità che sono emerse da questa verifica che avete fatto con i vertici aziendali? Noi abbiamo convocato Girgenti Acque per avere un quadro di quella che era la situazione della depurazione nella città di Agrigento, soprattutto alla luce dei recenti sequestri giudiziari che ci sono stati sia del depuratore di Villaggio Mosè sia del depuratore Sant'Anna. E abbiamo avuto modo di poter vedere come la situazione complessivamente sia molto pesante e le soluzioni siano molto difficili da praticare, ma soprattutto voglio cogliere un dato positivo in questo senso. Dalle informazioni che abbiamo recuperato da Girgenti Acque abbiamo visto come c'è un ritardo pesante da parte delle istituzioni regionali che sia con il primo commissario, la dottoressa Contraffatto, sia con l'attuale gestione esercita tempi estremamente lenti nel riuscire a definire le procedure, perché la cosa strana e assurda è che ci sono i finanziamenti ma ancora il procedimento non è completo, ci sono difficoltà di carattere burocratico. E la stessa cosa poi abbiamo avuto modo di appurare riguarda il rifacimento della rete idrica nel comune di Agrigento, dove c'è una perdita del 40% dell'acqua che viene distribuita, il 40% va nelle viscere della terra. E allora, come Commissione Ambiente, Urbanistica e Ambiente, abbiamo assunto l'impegno di intervenire in maniera molto decisa nei confronti della Regione, sollecitando l'amministrazione comunale a fare un pari intervento, perché è assolutamente inconcepibile che i soldi ci sono, le disponibilità e la possibilità e i progetti ci sono già definiti ed esecutivi e non si riesce ad andare avanti solo per un fatto puramente burocratico. Questo è il tempo in cui queste cose non possono più essere accettate. Non è possibile che venga bloccato un servizio, è una condizione di civiltà, diciamo, all'interno di una comunità, perché quando la fogna non funziona e l'acqua non arriva siamo a livelli di inciviltà, solo perché c'è qualche burocrate che non ha il coraggio di pigliare delle decisioni e di mettere una firma. In questo senso cercheremo di stringere in maniera pesante i responsabili, perché vogliamo che ci diano risposte precise e nette. Girgenti Acque potrà avere le sue pecche, potrà avere i suoi difetti, però da questo punto di vista quasi quasi gli stiamo dando un alibi perché non si riesce ad andare avanti, perché non si sblocca il meccanismo a livello regionale.